È in corso una guerra tra poveri, ma qualcuno è più povero degli altri. La vicenda Ideal Standard, da economica, è diventata politica. Da un lato, Trichiana è l'ordinario Veneto, dall'altro Orcenicolo speciale Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi un incontro tra i vertici della regione autonoma retta da Deborah Serracchiani e l'azienda, dove sul tavolo sarebbe finito un impegno da parte friulana allo sviluppo dello stabilimento di Orcenico, incontro avvenuto senza la presenza dei sindacati. È come il mercato delle vacche, ha tuonato l'assessore veneto al lavoro Elena Donazzan. Noi abbiamo sempre rispettato tutti, qualcuno dovrà risponderne e dare spiegazioni anche al Ministero dello Sviluppo Economico. Appellarsi al ministro Flavio Zanonato è anche il capogruppo PDL in regione Dario Bond, che preme per una partita trasversale. Mi appello al gruppo regionale del PD e al ministro Zanonato perché facilitino il confronto con la governatrice Serracchiani, autrice di una fuga in avanti poco corretta e francamente inaccettabile. A chiudere il triangolo politico PD-PDL, Belluno, Venezia, Roma, arriva Roger De Menec, deputato del Partito Democratico. Capisco la posizione di Deborah Serracchiani, ma la crisi colpisce tutta l'Italia e non ci devono essere lavoratori di serie A e di serie B. Sono d'accordo con l'assessore Donazzan, che ha ribadito l'importanza di mantenere la continuità del gruppo e della Standard, senza però avvantaggiare un sito rispetto a un altro. La gestione del problema va vista in un'ottica nazionale ed è ora che la provincia di Belluno cessi di essere una Cenerentola, schiacciata da due regioni a statuto speciale che hanno risorse di gran lunga superiori al Veneto. Quello della competitività e concorrenza tra territori limitrofi è un tema caro al senatore PDLino Giovanni Piccoli. Sono situazioni inaccettabili. Pochi giorni fa, nel trattare la questione della CC in aula, avevo già sollevato il caso dell'Ideal, chiedendo al governo di intervenire anche su questo fronte e di fare chiarezza sulle recenti manovre della governatrice Serracchiani. Disparità di trattamento tra territori confinanti, un aspetto che preme molto anche agli autonomisti bellunesi. Avviare un'impresa in Primiero, avviarla a Belluno o avviarla a Pordenone significa un abbattimento dei costi fissi da un terzo a un mezzo e quindi è evidente che le imprese perseguono il profitto e si spostano laddove ottengono profitti maggiori. Il Veneto, ma in particolare il bellunese, oltre che non avere gli strumenti di autogoverno, non ha nemmeno le istituzioni in grado di rappresentare gli interessi di questo territorio, rimane senza tutela, senza difesa e diventa facile preda delle proposte che altri fanno.